Un cane morto. Aspetta, vediamo da qua. Ecco. Si può? Dove ti porto dopo? A fare il baglione da Franco. Io non ho mai visto un cane così. Guarda, sta così, se tu gli fai così, scellere. È morta. Però i zampini dà fastidio. Solletico? Sì. Prova. Maica, riprenditi, cazzo. Ma non sembra neanche normale. Maica, fa quel. No, ma veramente Ale, da questa prospettiva, a parte che mi sta venendo un attacco epilettico. Che paura. No, è tranquillona, guarda, non ci stiracchia. Pronto? Ma quale pronto? Io dormo fra un po'. Tu sei il peggiore esempio di Cavalier. Sì, guarda che c'hai i dentini, ai ai ai, che male. Che dentini ha? Ah, stai lì che devo vedere i dentini. Che dentini? E stali sul palato. Si non sentono, va se su. tu glieli stussi, c'hai i dentini incisivi, non si vedono mai. La prima volta che riesco a vedere i dentini del mio cane, metti un dito. Oh. Ai, che male, che male. Che deficiente sto cane. Cioè, sempre peggio. Ma sai cos'è il problema? Che se avesse gli occhi chiusi avrebbe senso. Ma Ma è gli occhi relax, aperti. però è veramente storta. Insomma, ha gli occhi aperti, vedi che. Cioè. Che cazzo fai? Non l'ho mai vista così, sono un po' sconvolta. Ti do un morso in una gamba. Poi soprattutto, scusa, Non si scastrerà mai più. ti puoi levare un po' dal cazzo. È un peso morto. Guarda, non si muove più. Che bello. Cioè, è incredibile. No, Anche i tuoi lei- capelli sono incredibili. No, posso vedere questo ciuffo? No, ma No, ma fai pure, Maika. non gli giro la testa, ma abbiamo buttato Dammi un dell'aria bacio. per terra. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Ma si vede che ha una cifra vicina. No, mi spieghi una cosa, ma abbiamo buttato qualcosa per terra? No. E lei è